Esiste? No, vabbè, ma che cos'è? Esiste? Mi rifiuto di giocare contro... Ci siamo ragazzi, continuiamo la nostra scalata a questo punto. Continuiamo verso i 2000. Allora, vediamo se siamo neri in questa partita. Ecco qua. Sì. Allora, Oh. E4 di 4. E4. No! Va bene. Giochiamo una francese. Ok. Esiste? No, vabbè, ma che cos'è? Esiste? Mi rifiuto di giocare contro... No, Perché? no. Ma lo vorrei un po' insultare. Cavallo C6 non... Sì, ma prendiamo adesso Ok, il ok, controllo di meglio questa ancora. casa, voglio vedere. Che mossa è Don F3, ragazzi? Ah, non è che questo tipo il sistema di casse, tipo il barbiere, il file C4, cavallo 2. Sì, ma magari contro i 5 ha un po' più senso. H4, vabbè, abbiamo Ma trovato... perché? un Perché pagliaccio. non giocano così contro di me? Io dico sempre. Abbiamo trovato un pagliaccio. Va bene, allora vediamo un po'. Allora, i pagliacci vanno cosa castigati, fare. Paolo. Sì, assolutamente. Senti, portiamo un cavallo in G4, già ce lo vedo bene. Perfetto. Lo vedi ancora meglio? Sì. Adesso arriviamo con i cavalli qua, tra un po'. Ok. Bene. Lui spera chiaramente che muoviamo il cavallo, ma non sa cosa gli aspetta. Allora, io ti direi di provare a castigarlo velocemente, uno così. Quindi ti direi cavallo E5. Attacchiamo la donna e poi cerchiamo di conquistare questa casa con C4 e cavallo D3, se riusciamo. Ecco, già questa mossa è parecchio dubbia, perché forse possiamo fare Wow. questa, preparando lo scacco di scoperta. Quindi vedete, mai mettere la donna, mai muoverla troppo velocemente in apertura. Ok. Ci sta prendendo un sacco di tempi. Beh, noi allora adesso possiamo continuare l'attacco con cavallo G4. L'obiettivo è farlo andare qua, perché una volta che va in E2 noi possiamo fare C4 Sì. e non ha più l'alfiere che controlla la casa D3. Ah vabbè, allora se l'è andata a Ma cercare. no, cioè era la mossa di prima, se n'è andato apposta. Ma perché? Pensava che ci fosse matto. Vabbè. No, Spero che almeno abbia la decenza di abbandonare. No, questo va oltre le 20 mosse, te lo dico io. Ma oltre le 20 mosse, cerchiamo di convincerlo Con le buone. con le buone o con le cattive. Allora facciamo intanto questa. Poi che cos'è questo alfiere? Male male il bianco. È già il pedone. Adesso la spinta in C4 la vuoi fare comunque? Sì, direi di sì. Ok. Prendiamo ancora più spazio. Anzi, se adesso spinge in E5, possiamo portare la donna su questa diagonale e fargli un'infilata. Ok, adesso vediamo come fregarlo tatticamente. Allora, io direi che una mossa così Sì. la facciamo. Così lui deve portare alfiere indietro e perde il pedone. Sì. Intanto. Più che altro ha il pedone anche di inchiodato, no? Sì, infatti. Ah, ecco, quindi ci mette il re. Vabbè, qua perderà qualcosa. Se prende scacco, perde l'alfiere. Va bene, vabbè, prendiamo. Non ci fa paura se si apre l'alfiere, insomma, ha solo una donna in meno, quindi direi che non ci sono problemi, dai. Vabbè, scacco. Ok, torniamo indietro. Ok, siamo quasi alla 19ª mossa, perfetto, quindi dobbiamo finire tra poco.
Facciamo il rocco, portiamo la torre, colonne aperte ovunque. Ragazzi, ma che cos'è Donna F3 la seconda mossa? Mai vista, mai vista. Sono un po' offeso, sinceramente. Scacco. Vediamo qua, dovrà spostare il re. Allora, senti, portiamo la regina su questa diagonale. Andrà il re sicuramente. Ormai il suo re... Eccolo. Lo sapevo! Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, qua ci deve essere qualcosa. Intanto noi abbiamo raggiunto l'obiettivo dell'apertura, il cavallo in G4, come dicevamo. E vabbè, io direi che possiamo aprire questo alfiere, insomma, per porre fine subito alla partita, senza farla durare 2 ore. Ok, adesso può abbandonare. Ah, ancora questa mossa. Oh, 1000 risorse, eh? Ah, che noia. Va bene. No, sto cercando un modo per concludere subito. Vediamo un po' se c'è. Oh, quegli alfieri fanno il loro lavoro, i suoi. Fanno il loro sporco lavoro, sì. Allora senti, noi facciamo questa. Ora voglio vedere se riesce a difendere tutto. Ok. Si mette la torre? Sì, se mette la torre dovremmo... proviamo a fare una mossa del... anche se... Senti, facciamo questa. Voglio mantenere questo alfiere sulla diagonale. Bella, bella. E poi l'obiettivo comunque è raddoppiare. Per poi cambiargli la torre, capito? Perché... Bella. Ok, vabbè, raddoppiamo direi. Torre 8. Bella, bella. Prepariamo... Sì, purtroppo ora questa non si può. può. Magari torre 2. Tanto è indifferente, se ci prende la torre ancora meglio. Ok, qua ci attacca la donna. Possiamo metterla qua, tranquillamente. Potevi prendere 5, o era rischioso? No, è vero, si poteva prendere. Ok. Benissimo. Magari così riusciamo addirittura a fare qualche trucco sfruttando insomma l'inchiodatura. Vabbè, qua perde l'alfiere, insomma. Se sposta il cavallo facendo una scoperta, poi vede cosa succede. Chiamate un'ambulanza, not for me. Sì, infatti. Ecco, la mossa che volevamo. Adesso prendiamo qua, tranquillamente. Scacco. Ecco, qua dobbiamo adescarlo verso il centro. Possiamo guadagnare una torre volendo, che mi sembra che vada bene. Presa. Come fa ad avere ancora voglia di giocare? Ah, ok. Vabbè, non merita commento. Facciamone ancora una magari. Va bene. Sì, perché questa non ha avuto senso.